Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta, la nostra prima edizione dedicata all'informazione naturalmente seguirà oggi, ve lo ricordo già, l'approfondimento sui temi sindacali con la CGIL, parleremo di lavoro e parleremo senz'altro con i sindacati anche di tragedie sul lavoro e oggi purtroppo se n'è registrata un'altra nel nostro territorio regionale, tra non molto ci collegheremo in diretta con i colleghi di Padova. Non so se siano già pronti in realtà, forse sì. Allora è successo un infortunio particolare che ci racconterà tra pochissimo Valentina Visentin, ecco, è già in diretta da Ponte San Nicolò perché c'è stato un operaio travolto di fatto da del materiale, da della terra, che poi è stato a quanto pare colto da un malore che gli è stato fatale. Ricordiamo che il nostro territorio è reduce da un'altra tragica morte sul lavoro ieri nel Vicentino con un operaio investito in cantiere in autostrada. Valentina, a te buongiorno. Sì, buongiorno da Ponte San Nicolò, alle mie spalle il cantiere dove è avvenuta la tragedia questa mattina. Intorno alle 9 la vittima è un operaio di 58 anni di Piove di Sacco, dipendente di una ditta di Brugine. Stavano effettuando uno scavo di terreno per il posizionamento delle condutture quando l'uomo a un certo punto è stato investito da parte del terreno appena smosso dalla macchina per il movimento terra ed è stato travolto rimanendo coperto nella parte inferiore. Successivamente avrebbe avuto un malore e nonostante i soccorsi dei colleghi di lavoro e anche del SUEM avvertito tempestivamente è deceduto. Ovviamente è una dinamica ancora in corso di verifica, bisogna accertare insomma quando il momento in cui è caduto l'operaio, se è caduto dopo aver avuto un malore o prima è caduto e poi ha avuto un malore. Ovviamente ci sono i rilievi in corso da parte dello Spisal oltre che dei carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò intervenuti sul posto. Sono già stati avvertiti i familiari, qui c'è la moglie disperata che ha preso la notizia della morte del marito, stava lavorando all'interno di un cantiere privato per la costruzione di alcune abitazioni qui nella zona di Rio di Ponte San Nicolò. Ovviamente appunto dicevamo gli accertamenti da parte dello Spisal, dei carabinieri sono ancora in corso e maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea può tornare allo studio. Grazie ai colleghi di Padova, Valentina Visentin in diretta da Ponte San Nicolò per questo ennesimo dramma sul lavoro. Ci spostiamo subito e cambiamo argomento a Zero Branco. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato di un'aggressione al parco, sono stati fermati 5 giovani dai carabinieri della compagnia provinciale di Treviso. Ecco in diretta già pronta Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto e il comandante Mazzanti. Marta, a te. Sì, buongiorno Lina, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, vi avevamo raccontato lo scorso 23 di ottobre di questa violenta aggressione che si era verificata in un parco a Zero Branco. 2 dei responsabili erano stati arrestati nell'immediatezza dei fatti. Ora ci sono ulteriori sviluppi perché i carabinieri sono riusciti ad individuare tutti e 7 i giovani che avevano partecipato a questo vero e proprio raid punitivo. Qui con me il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso, tenente colonnello Stefano Mazzanti. Un contesto particolarmente allarmante quello nel quale si è verificato questo episodio. Sì, buongiorno a tutti. È effettivamente un episodio molto grave, un episodio connotato anche da una soprattutto violenza dovuta alla sproporzione del numero di giovani aggressori nei confronti dell'aggredito della vittima. Si tratta di un episodio da ricondurre verosimilmente nell'ambito della compravendita di stupefacenti. Il giovane 27enne è stato attirato in questo parco con una scusa e qui aggredito da 2 dei soggetti che poi abbiamo arrestato in flagranza di reato con la complicità di altri 5 giovani. La particolarità dell'attività investigativa che ha brillantemente concluso
incluso la stazione di Zero Branco, è caratterizzata dal fatto che all'interno dei telefoni dei due indagati sono state trovate delle chat, in particolare una dove l'aggressione era stata pianificata fino nei minimi particolari, e questo ci ha consentito di arrivare agli altri 5 giovani, nei confronti del quale il GIP, su richiesta della Procura, ha emesso 5 provvedimenti di obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 07. Ecco, colonnello, per quanto riguarda il contesto, diciamo, si tratta di persone che risiedono in zona, italiani, stranieri? Allora, sono in totale 4 italiani e 3 ragazzi comunque di seconda generazione, di origine straniera, ma comunque nati in Italia, e sono tutti ventenni, residenti tra i comuni di Mogliano e Marcon, e qualcuno con piccoli precedenti penali, però niente di così grave come in realtà l'episodio che hanno poi messo in pratica. Ecco, tra l'altro poi Lina, alla fine questi giovani che hanno costretto la vittima, dopo averla aggredita, ad andare al bancomat per prelevare il denaro, non sono nemmeno riusciti nell'intento. No, per fortuna la vittima ha sbagliato il codice, quindi grazie a questo suo comportamento è riuscito a far sì che il reato non si consumasse in maniera completa, ed è riuscito anche attraverso le sue grida e il suo richiesta d'aiuto ad attirare l'attenzione dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti e hanno arrestato 2 degli indagati in flagranza di reato. Ecco Lina, da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangoni e Nicoletta Rizzetto, grazie al colonnello Mazzanti come sempre per la disponibilità e per le informazioni che ci ha fornito. Carabinieri che, lo sappiamo, sono costantemente impegnati insieme alle altre forze dell'ordine nelle strade in queste settimane, soprattutto da quando è cambiata l'ora per l'emergenza furti, chiamiamola pure emergenza. A Isola Vicentina c'è stata un'auto che alla vista degli agenti, in questo caso della polizia locale, ha fatto perdere le proprie tracce, non solo non si è fermata ma è scappata via. Hanno fatto poi perdere gli occupanti le loro tracce una volta fermati, si sono scappati tra i campi, auto sequestrata con all'interno arnesi da scasso. Luisa Bertini e Simone Squarcina da Isola Vicentina per questo episodio. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Isola Vicentina in compagnia con il sindaco Enrico Gonzo e con il comandante della polizia locale Achille Costa, proprio perché ieri c'è stato questo importante intervento da parte degli agenti della polizia locale che si sono messi all'inseguimento di un'auto sospetta. Comandante, ci racconti un po' com'è andata? Allora, vorrei intanto fare un elogio ai miei agenti che ieri sera verso le 17 in territorio comunale di Caldogno hanno notato un'auto, si sono messi a seguirla, quest'auto, i componenti di quest'auto hanno cominciato a dare dei sospetti attivi per quanto riguarda una circolazione un po' non congrua. Quando hanno tentato di fermarli è partito l'inseguimento. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. Questa autovettura ha poi tentato di seminare gli agenti su una strada che poi è una strada che porta nel territorio di Isola Vicentina. Qui queste persone, 3 occupanti, sono scesi, hanno tolto dall'abitacolo soprattutto strumenti piuttosto che zaino o altri indumenti e si sono allontanati a piedi tra i campi. Ecco, noi siamo nella presunzione che questi, vista l'ora, soprattutto verso le ore dell'imbrunire, siano persone dedite a atti predatori nelle abitazioni, e anche per questo noi abbiamo utilizzato una forma sui 2 turni per cavalcare 2 turni per avere più personale, proprio per questa esigenza. Comunque ecco, il veicolo, siamo nelle ipotesi che potesse essere utilizzato per atti predatori, però non escludiamo altre soluzioni. Comunque ad oggi il veicolo è sotto indagine ed è sottoposto a sequestro. Ecco, l'avete sentito, tutto lascia supporre che si tratti di una banda di predoni, visto che furti in abitazione in questo periodo ne parliamo un po' su tutti i comuni. Sindaco,
qual è la situazione più o meno a Isola Vicentina e quanto conta la prevenzione. Abbiamo appena sentito l'attività che svolgono i poliziotti. A Isola Vicentina per quest'anno diciamo che possiamo dirlo sottovoce, però rispetto agli anni passati il trend delle segnalazioni è costante e non in aumento. Questo però non ci consente di abbassare la guardia o di essere meno vigili o meno attenti rispetto agli altri anni. Naturalmente l'attenzione dei nostri concittadini rimane alta, c'è anche il controllo del vicinato, ci sono molte chat legate alle contrade, ai quartieri, quindi lo scambio di segnalazioni è intenso, soprattutto alle ore dell'imbrunire e anche in virtù del fatto che anche durante il giorno alcuni tentativi di truffa magari ai danni degli anziani ci sono, o proposte strane commerciali, quindi l'attenzione rimane alta e presente. Qui bisogna fare però un'osservazione particolare per questo intervento delle polizie locali, che ringrazio per l'attenzione e anche per la capacità di rilevare il sospetto, e d'altronde è l'attività delle polizie locali e quindi da questo punto di vista bene l'intervento. Naturalmente questo dimostra che il territorio di Isola Vicentina, come quello di Caldogno, dell'Unione dei Comuni, è presidiato e l'attività è costante. Abbiamo chiesto anche alla stazione di Carabinieri di Maro, il comandante Palermo, di intensificare anche i controlli, i pattugliamenti sul territorio, anche per fare aumentare il livello di sicurezza percepita e quindi anche la deterrenza nei confronti dei malviventi. Passa tutto per attività che i comuni possono fare, che sono quelli del rapporto con le forze dell'ordine, della collaborazione tra queste, del supporto che la polizia locale può garantire, quindi anche gli investimenti che abbiamo portato avanti sull'Unione dei Comuni, anche rispetto al personale, rispetto all'attività stessa, credo stia portando i frutti. Ecco, l'avete sentito, indagini in corso, si presuppone sulla banda di Predoni, appunto rintracciata e intercettata ieri dalla polizia locale. Per il momento da Isola Vicentina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla collega Luisa Bertini, a Simone Squarcina per la parte tecnica, grazie agli ospiti naturalmente. Allora, abbiamo parlato di potenziali ladri, visti gli arnesi da scasso trovati in macchina. Andiamo a parlare di furti. Purtroppo, come diceva la collega, ne parliamo un po' da tutti i territori, da tutti i comuni. Siamo a Romano Dezzelino con Vanessa Banzatto e Andrea Benetti, perché la gente è davvero esasperata, ormai è stanca. Ladri scatenati, abitazioni svuotate in pochi minuti, tra l'altro. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a Telina, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, hai detto bene, abitazioni che sono svuotate in una manciata di minuti. È chiaro che i malviventi tengono d'occhio le persone, appena si allontanano entrano, agiscono in una manciata di minuti, portano via tutto, come è successo tra l'altro le sere scorse a Marostica, in un'abitazione a ridosso del centro della città. Sono entrati, hanno rubato una cosa come 60.000 euro di preziosi tra monili e gioielli, anche tra l'altro i gioielli che dell'anziana madre della proprietaria, che è venuta a mancare neanche un mese fa. Di conseguenza, insomma, anche ricordi, al di là del valore proprio economico, anche il valore affettivo di questi gioielli, che sono stati sottratti in una manciata di minuti, proprio giusto il tempo che la proprietaria uscisse per alcune commissioni. Qui ci troviamo a San Giacomo di Romano Dezzelino, dove nelle ultime sere almeno in tre vie, tra via Risorgimento, via 2 giugno e via 4 novembre, i ladri hanno colpito a raffica le abitazioni. Come c'è una residente, Francesca Zaccaria, che fortunatamente, dice, almeno finora non è stata visitata dai malviventi, dai ladri, però ha dichiarato sono molto preoccupati, la gente è esasperata. Esatto, siamo tutti abbastanza preoccupati, soprattutto nel rientrare nelle proprie abitazioni quando si esce quotidianamente, perché da sentito dire purtroppo agiscono quando i proprietari non sono nelle proprie abitazioni. Quindi lei dice, una volta che si rientra c'è il rischio. Esatto, potrebbe esserci la sorpresa, come no, si spera sempre di no, ovviamente, però sì, parlo personalmente, la paura principale mia è questa. Tra l'altro lei si trova costretta anche a barricarsi in casa quando era sola. Assolutamente sì, quando sei a casa cerco sempre di chiudere bene la porta, le persiane, o se le lascio leggermente aperte magari lasciare sempre la luce accesa, in modo tale da far capire che c'è sempre qualcuno a casa.
Abbiamo sentito alcuni sindaci del territorio e si stanno attivando per incentivare sempre di più, Lina, anche tutto quello che riguarda i controlli di vicinato, l'occhio buttato all'abitazione di chi ci sta davanti, di chi ci sta accanto, il vedere una macchina sospetta, questo può servire, può aiutare? Assolutamente sì, perché appunto facendo l'unione fa la forza, si dice, quindi aiutandosi tra vicini e appunto, come dice lei, guardando se c'è qualcosa di strano, avvisarsi e soprattutto magari io sono via e la mia vicina è a casa, cercare, non dico di stare alla finestra a guardare che non entri nessuno, però sì, dare un occhio in più, ecco. Mai come in questo periodo, quest'anno rispetto allo stesso periodo degli anni passati, si sono verificati così tanti furti. Sì, purtroppo sì, ne abbiamo sentito e ne stiamo sentendo di tutti i colori, e quindi è veramente pericoloso e preoccupante, insomma, bisogna stare attenti. L'appello che viene lanciato come sempre è, quando si vede qualcosa di strano, ovviamente benissimo il controllo di vicinato, ma la segnalazione alle forze dell'ordine, che diventa davvero fondamentale, e ugualmente quando si subisce un furto denunciare sempre. Lina, per il momento da San Giacomo di Romano d'Ezzelino è tutto, ti ricedo la linea. Grazie alla nostra collega Vanessa Banzato, Andrea Benetti per la parte tecnica. La sentite la gente naturalmente un po' in tutte le nostre province, la sensazione purtroppo è questa, e c'è una grande mobilitazione anche dei cittadini, non solo delle forze dell'ordine, per cercare di contenere questo fenomeno davvero dilagante. Noi rimaniamo in provincia di Vicenza, abbiamo aperto questa edizione parlando dell'ennesima tragedia sul lavoro, un operaio di Ponte San Nicolò parzialmente coperto da del terreno che ha ceduto all'interno di un cantiere, la parte inferiore, a quanto si sa in questo momento, del corpo finita sotto questo terreno che ha ceduto, e un malore che lo avrebbe colto successivamente e che purtroppo gli ha tolto la vita. Vicenza, dicevamo, territorio già colpito ieri da un'altra tragedia, in quel caso un omicidio stradale, a quanto contesta in queste ore la Procura della Repubblica, che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e lesioni gravi per la morte di Nazario Pontellato e il grave ferimento in autostrada, siamo sulla Valdastico, del collega, perché il cantiere in cui stavano lavorando è stato travolto da un mezzo in transito. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni gravi in relazione alla tragedia costata la vita a Nazario Pontellato, 61 anni, originario del Polesine, travolto da un camion sul cantiere mobile della 31 tra i caselli di Noventa Vicentina e Agugliaro. Restano gravi le condizioni dell'altro operaio colpito dal mezzo pesante, ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo. Gli accertamenti della polizia stradale devono stabilire le cause dell'improvvisa perdita di controllo dell'autista, dal malore alla distrazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. Pontellato, dipendente della Est Cantieri, stava effettuando operazioni di manutenzione insieme ai colleghi quando il tir ha sfondato il cordolo di protezione e lo ha travolto senza possibilità di scampo. La vittima, appassionata di musica e prossima alla pensione, viveva a Villa Marzana. Perdiamo una persona splendida, un lavoratore serio, dice commosso il sindaco Daniele Menon. E poi c'è l'altro incidente, in questo caso domestico, che ha fatto purtroppo notizia in queste ultime ore, di ieri mattina, a Barcon di Vedelago, dove un 55enne, Luca Trinca, è rimasto schiacciato dal basculante del suo garage, basculante che era guasto da tempo ed era programmato proprio per oggi l'arrivo del tecnico per ripararlo. Un'immane tragedia per questa comunità, per la comunità di Vedelago, per la comunità di Barcon. Stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo, quando forse una perdita di equilibrio o una presa mancata hanno trasformato un gesto quotidiano in una tragedia. Il pesante portone è precipitato all'improvviso, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. In pochi istanti quel garage si è trasformato in una ghigliottina mortale.
L'incidente è accaduto intorno alle 7:30 in via Pola a Barconna di Vedelago. A perdere la vita è stato Luca Trinca, di 55 anni, trovato ormai senza vita. Il portone, che da tempo presentava problemi, avrebbe dovuto essere riparato poche ore dopo da un tecnico. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il corpo e ha avvisato immediatamente i vicini. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione avrebbero ripreso l'intera dinamica, confermando l'assenza di responsabilità di terzi. La procura di Treviso è stata informata dell'accaduto e valuterà l'apertura di un fascicolo per accertamenti di rito. Luca Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah. Il padre, Pier Giorgio, era scomparso 7 anni fa. L'uomo era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Era una brava persona, ci sono rimasto molto male, l'ho sentito appena adesso. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, visibilmente colpito dalla tragedia. È una immane tragedia per tutta la comunità di Vedelago, perché credo che abbiamo perso un ragazzo di 55 anni, quindi credo che ci sia poco, anzi nulla da dire, quindi sono anche molto scosso perché, come voi sapete, io abito qui, abito 50 metri da qui, una persona che con la mia famiglia, le nostre famiglie sono legate da tempo, quindi è veramente difficile per tutti quanti noi, in modo particolare per me, affrontare questa cosa. Il dolore dunque del sindaco, lo sconcerto di un'intera comunità, l'avete sentito, per una tragedia davvero inaccettabile nella dinamica, e un lutto enorme per questa famiglia. A Padova adesso, con l'episodio di una persona che un uomo sulla quarantina che è entrato in comune con una tanica di benzina minacciando di darsi fuoco, si sono vissuti a Palazzo Moroni attimi davvero di tensione. Si presenta a Palazzo Moroni con una tanica di benzina e minaccia di darsi fuoco. Attimi di panico, quelli vissuti in comune, quando un uomo sulla quarantina, già noto ai dipendenti comunali e al sindaco, è arrivato all'ingresso del palazzo in forte agitazione. Secondo le prime informazioni protestava per problemi legati allo sfalcio dell'erba, una questione che aveva già sollevato in passato durante altre visite al municipio e a incontri pubblici dell'amministrazione. I dipendenti sono riusciti a calmarlo e lo hanno accompagnato all'interno, dove l'uomo ha parlato per circa un'ora. Al termine del confronto è stato affidato ai sanitari e trasportato in ambulanza per le cure necessarie. Rimaniamo a Padova. È stato espulso dall'Italia un 22enne pakistano denunciato per molestie sessuali nei confronti di una ragazza di 17 anni su un autobus. Prima l'ha avvicinata alle spalle in autobus e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Autore delle violenze, un richiedente asilo pakistano di 22 anni, ora trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonso per l'espulsione sul territorio nazionale. Il giovane è stato denunciato per aggressione a sfondo sessuale ai danni di una studentessa 17enne su un autobus urbano. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Padova, Marco Dorisio, a seguito della valutazione di pericolosità sociale del giovane, entrato irregolarmente in Italia nel marzo 2024. E ospitato nel sistema di accoglienza. La ragazza, sedita sul bus per andare a scuola, sarebbe stata palpeggiata dal 22enne che l'avrebbe avvicinata alle spalle tentando ripetuti approcci. La studentessa era riuscita a scendere alla fermata successiva. Il giorno seguente, rivedendolo sullo stesso autobus, ha chiamato il 113, permettendo agli agenti delle volanti di individuarlo e denunciarlo. Attivato il codice rosso, il questore ha inoltre disposto un divieto di accesso di 2 anni alle infrastrutture del trasporto pubblico. Parallelamente, l'ufficio immigrazione ha segnalato il caso alla commissione territoriale, che ha rigettato la domanda di protezione internazionale e revocato le misure di accoglienza. A Vicenza in centro si sta cercando di risistemare e ricomporre i danni gravi causati dall'esplosione che è avvenuta nel quartiere Laghetto. La fuga di gas che ha di fatto sventrato un negozio, un centro estetico, miracolate la titolare e una cliente che si trovavano all'interno, e tanta paura in zona, dove si è sentito appunto questo botto fortissimo. Un forte boato verso le 9:15 del mattino, avvertito dai residenti di Via dei Laghi.
L'esplosione, le vetrate distrutte di un negozio di estetica sventrato, all'interno del quale si trovavano 2 persone, entrambe poi assistite dai sanitari del 118, ma che fortunatamente non hanno riportato ferite. Nell'esplosione sono state danneggiate anche le auto parcheggiate lì davanti, nessuno era lì di passaggio sotto i portici in quel momento. I vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'esplosione causata da una probabile fuga di gas legata a dei lavori in un negozio limitrofo, lavori che secondo le prime ricostruzioni in corso di accertamento fornite dalle squadre intervenute avrebbero causato il taglio accidentale di alcune condutture, generando l'esplosione a un principio di incendio subito domato dai pompieri e la rottura delle vetrate del negozio di estetica immediatamente adiacente. Grande la paura di chi ha avvertito il frastuono ed è accorso sul posto. Abbiamo sentito questo botto al quale poi si sono seguite appunto l'arrivo dei mezzi, come vedete, dei vigili del fuoco, e hanno cominciato a chiamare i vicini, soprattutto persone anziane molto preoccupate, e quello che vedete è il disastro qua dietro. Per fortuna, ribadisco, non ci sono feriti gravi, però io devo fare una cosa, devo ringraziare veramente con il cuore il pronto intervento dei vigili del fuoco che come sempre ci danno un supporto e un grande aiuto sul territorio. Le 2 attività sono state dichiarate inagibili. Sul posto, Transennato, su cui tra l'altro insistono diversi negozi, sono state impegnate durante la mattinata anche la Polizia di Stato e la Scientifica, lo Spisal, i tecnici comunali e la Polizia locale per i rilievi, per la ricostruzione delle cause e la gestione della situazione. Un'esplosione di questo tipo in una zona densamente abitata, in più con persone, attività economiche presenti, poteva veramente essere una tragedia. Va ovviamente approfondito con attenzione qual è stato l'innesco, qual è stata la ragione che ha portato a questa esplosione. Su questo stiamo attendendo i risultati delle verifiche. Andiamo a risentire i residenti che naturalmente si sono accorti di quello che stava capitando proprio per il forte boato che ha investito il quartiere. Ho sentito un'esplosione, sono uscito a vedere se qualche appartamento era in fiamme o qualcosa di esploso. Fatalità non c'era nessuno, fatalità non c'era giorno di mercato, perché sennò sarebbe stato disastro, perché tutte le bancarelle che sono qua, il giorno del mercato, saltava anche le bancarelle. Proprio quel portico in quell'orario dove c'è il giornalaio, è chiaro che c'è un passaggio, perché dal giornalaio sono le prime ore del mattino che si intensifica. È stato proprio un colpo di fortuna. Io che sono qua come commerciante da tanto tempo, che so come si muove, veramente al di là il primo sollievo è stato che non si è fatto male nessuno, poteva essere una tragedia. Io sono la parrucchiera, sì, stiamo aspettando vedere se possiamo rientrare. Al momento? Al momento siamo bloccati. Dobbiamo aspettare la verifica di eventuali danni agli impianti di gas ed elettrici e poi possiamo ripristinare l'utilizzo. Lei dove andare? No, io sono la proprietaria della lavanderia. Come vecchio laghetano dispiace vedere questi danni qua, persone che avevano iniziato l'attività, poveracci. Che io stavo facendo un giro con i bastoncini e per fortuna non mi sono trovato davanti qua, perché poteva anche capitare. Spero che non si sia fatto male a nessuno. 2 feriti lievi, non so perché. Mentre andavo al supermercato a fare la spesa ho visto i vigili del fuoco arrivare. È andata bene, almeno da quello che posso sapere io, perché appunto sono le prime parole che sento, sono ancora frastornata. Una botta tremenda e siamo subito corsi fuori. E chi gestisce il negozio piangeva disperatamente, ma era incolume. Siamo accorsi con degli estintori perché c'era un po' di fuoco, poi abbiamo visto solo fumo, chiamati i vigili del fuoco. Ecco, tutto qua, però un gran trambusto per sto quartiere che di solito è calmo e tranquillo. Fin qui il fatto appunto accaduto in quartiere Laghetto a Vicenza. Adesso vi portiamo con una vicenda di tutt'altro genere a Curtarolo nel Padovano. Una dipendente del comune era stata prima sospesa e poi licenziata con l'accusa di essere una furbetta del cartellino. Le videocamere di videosorveglianza cittadine l'avevano ripresa fuori dal municipio in orario di servizio e in giro per il paese durante il periodo di malattia. La donna si era opposta, aveva fatto ricorso al garante della privacy
che ha accolto il suo reclamo sanzionando con 15.000 euro l'ente dell'Alta Padovana, imputandogli di aver effettuato un trattamento illecito dei dati personali. Nel mirino sono finite le immagini di videosorveglianza che l'hanno ripresa mentre pranzava al bar, nonostante fosse a casa in malattia, o mentre usciva dal comune in orario di lavoro. Contestato anche un video registrato da un dipendente comunale e inviato alla sindaca, che appunto si è vista recapitare dal garante questa multa. Sindaca Martina Rocchio, che abbiamo raggiunto al telefono per un commento, potete immaginare di che tenore, sulla vicenda. È una pagina dolorosa che volevo, come dire, chiudere in breve. Chiaramente sì, diciamo che sono questioni annose, perché ci siamo andati insomma avanti molti anni. Dal mio insediamento mi è stato appunto fatto presente una serie appunto di atteggiamenti di una delle dipendenti del comune di Curtarolo, e di conseguenza ho cercato insomma di attivarmi. Come avrete ben letto, il garante non ha accolto diciamo la tesi del comune, perché noi siamo un comune sprovvisto, cioè all'interno del territorio non c'è una sanzione, cioè non c'è una stazione dei carabinieri né guardia di finanza. Quindi sostanzialmente l'articolo 57 del codice di procedura penale prevede che, o meglio dispone proprio che il sindaco diventi poi autorità, no? In tutti i sensi, ufficiale anche insomma di PG, e quindi sotto questo aspetto ho cercato di fare nel mio nel mio piccolo insomma degli accertamenti che poi chiaramente io ho dato e ho conferito solamente all'autorità giudiziaria insomma competente, cancellando chiaramente poi ogni prova. E però ecco insomma la vicenda è andata a finire così. Chiaramente come dire, quando si opera per il bene comune e per il bene anche dell'amministrazione comunale, dei dipendenti, insomma di tutta la struttura, io ho cercato sempre di farlo chiaramente nella buona fede, che comunque almeno questo è stato rilevato dal garante. E vabbè, chiaramente ora insomma eseguiremo quello che sarà necessario fare. È possibile che farete ricorso contro la multa? Io devo sempre mettere in primo piano l'interesse comune, come dicevo prima, l'interesse dei cittadini. Di conseguenza pagare entro un termine breve ci consentirà di avere una decurtazione del 50% della sanzione pecuniaria. Di conseguenza siamo, come dire, saremo propensi insomma a effettuare il pagamento. Questa avete sentito la vicenda che arriva da Curtarolo, ce ne occuperemo nuovamente anche nei telegiornali della sera. Intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo con la cronaca. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione, ben trovati. Noi proseguiamo con la cronaca e andiamo a Venezia in diretta dalla collega Anna Maria Parisi, che si trova con Tommaso Migot per il caso di papà e figlia che hanno salvato una persona caduta in un canale a Sant'Alvise e sono stati premiati a Cafarsetti. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Lina. Noi ci troviamo proprio a Cafarsetti, dove è terminata da pochissimo la premiazione per riconoscimento che il Comune, nella persona dell'assessore Sebastiano Costalonga, ha voluto conferire appunto a padre e figlia, rispettivamente Stefano e Sara Bonassi, per il fatto che non hanno avuto difficoltà a mettere a repentaglio la loro stessa vita per salvare quella di una terza persona. Ma ci racconta tutto cosa è successo proprio una dei diretti interessati, Sara, 18 anni. Eravamo poco dopo la mezzanotte, eravamo a casa nostra mentre guardavamo un film e sentiamo delle richieste di aiuto abbastanza sollecitate da un uomo. Questo uomo era caduto in acqua, non si sa neanche ancora la ragione precisa, e per fortuna con la corrente è andato verso le barche e è riuscito ad aggrapparsi ad una barca. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona di nome Cristina, e abbiamo tirato su questo uomo sulla barca mettendolo in posizione di sicurezza, cercandolo di rianimarlo finché non sono arrivati i soccorsi del 118 e di tutto quanto l'equipaggio.
Ecco, adesso la persona che ha rischiato di morire annegata, se non fossero intervenuti Sara col suo papà Stefano, si trova ricoverata all'ospedale civile di Venezia, dove comunque sta bene, per quanto viene curata per una broncopolmonite anche piuttosto importante. E devi sapere, Lina, che la barca che ha permesso anche a padre e figlia di salvare questa persona è quella dell'assessore Sebastiano Costalonga, che oggi li ha premiati. Come sta anche la barca, assessore? Beh, la barca si recupera, sì, si è distrutto il telo, ma assolutamente era fondamentale riuscire ad avere una barca come la mia, che è abbastanza solida, larga di poppa, dove appunto Stefano, con l'aiuto delle ragazze, è riuscito a tirare su una persona che era a peso morto. Quindi il destino ha voluto che la mia barca fosse lì, per fortuna, perché se era una barca più piccola sicuramente non sarebbero riusciti a fare questo gesto così importante. Ecco, dicevamo, scusi se la interrompo, che Stefano si è proprio precipitato per salvare questa persona, anche se lei non sa nuotare. Sì, esatto, non so nuotare, praticamente mi sono buttato in barca sperando che ho sfondato tutto, però sono riuscito a salvare questa persona che ormai era già morta praticamente, era già con la testa sott'acqua e con le braccia aperte. E l'ho tirato su sul cappuccio e non respirava per un bel pezzo, e dopo l'abbiamo tirata un po' su e siamo riusciti a buttarla in barca e là rianimarla un po'. Sì. Vi sentite un po' degli eroi nel vostro piccolo, nel gesto grande che avete fatto? Non ho più dormito tutta la notte, quello sono sicuro. E dopo tanta soddisfazione, tanta. Perché lì a Sant'Alvise c'è ancora comunità, è un posto dove ci sono ancora tanti veneziani e questi veneziani sono abituati alla comunità e pronti ad intervenire, anziché fare come spesso accade nelle zone turistiche, dove è più importante fare il video che intervenire in maniera tempestiva. Quindi qui c'è ancora gente che crede nei valori ed è intervenuta subito e senza paura, come Stefano, addirittura non sapendo nuotare, per salvare un'anima. Ecco, hai detto bene, per salvare un'anima e una persona, questo cinquantenne che sembra non essere un veneziano, che è caduto in acqua, sembra accidentalmente, Lina, e non per un gesto volontario, forse per una distrazione o forse per altre ragioni di cui noi non siamo al momento a conoscenza. L'unica certezza che abbiamo è che queste due persone, insieme a una terza che si chiama Cristina, che l'assessore sta cercando di rintracciare per conferire anche a lei questo riconoscimento, sono i nostri grandi eroi per questa vigilia questi pochi giorni al Natale, che insomma ci allietano anche nel cuore per quello che avete fatto, Sara. Sì, noi siamo molto contenti che comunque siamo riusciti a salvare una persona, e la cosa importante è che nel momento che noi abbiamo visto questa persona che ci stava lasciando andare, quando abbiamo visto che si stava tra virgolette rianimando, è la cosa che ci ha sollevato sul morale, quindi ci sentiamo eroi perché comunque si è ripreso. Sfortunatamente ha riscontrato una broncopolmonite, però diciamo che è il minimo che gli potesse accadere, potevano andare peggio le cose. Ecco, una piccola postilla, Lina, prima di salutarti e darti la linea. Devi sapere che la coincidenza della vita, del destino, come vogliamo chiamarla, ha fatto sì che non soltanto ci fosse la barca dell'assessore Costalonga, che ha permesso appunto al papà Stefano e alla figlia Sara di poter stare sopra questa barca per tirare su la persona dall'acqua, ma la barca presente adesso diversi danni, diciamo così, ma danni che verranno riparati dallo stesso Stefano, perché a sua volta tappezziere. Nautico, proprio in questo settore qua, proprio tappezziere nautico, giusto? E dunque... No, va bene, sì. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Sì, assolutamente. Poi parlando sempre della comunità, io ho avuto anche un fabbro che subito mi ha cominciato a saldare la struttura, perché sennò altrimenti se pioveva mi andava a fondi la barca. Comunque è importante il gesto di aver salvato una vita, e quello
quello ripaga qualunque danno, qualunque cosa. Esatto, Lina, quindi noi ti restituiamo la linea con questa bellissima storia, proprio una storia di Natale, è il caso di dire, con questo lieto fine, con il coraggio di padre e figlia, Stefano e Sara, che hanno evitato potesse compiersi una tragedia. E quindi con la parte tecnica di Tommaso Bigotto ti restituisco la linea e ringrazio i nostri ospiti. Grazie anche a te Anna Maria, naturalmente, per questo collegamento, e davvero sono storie che rinfrancano. Purtroppo la cronaca non ce le riporta sempre, noi torniamo appunto ai fatti più tragici e alle cronache dai tribunali. Apriamo una parentesi sulla tragedia del Natisone, la conoscete bene, anche se è accaduta a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo proposta più volte questa tristissima vicenda anche nei nostri telegiornali di Antenna 3. 1 anno e mezzo fa la morte di 3 ragazzi per la piena del Natisone. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba nelle scorse ore ha accolto l'istanza del pubblico ministero disponendo la riunione dei processi per quella grandissima tragedia. In aula era presente anche il procuratore capo di Udine Massimo Lia. Mi piacerebbe, quando comincerà il dibattito, che siano presenti anche dall'altra parte i vigili e il signore della Sores, perché come dicono loro che non avevano niente, hanno rispettato i protocolli, hanno fatto tutto e di più per questi ragazzi, come abbiamo visto tutti che secondo me non hanno fatto niente. Dovrebbero mettere la faccia, cioè presentarsi e essere qua come ci siamo noi. Sarà Daniele Faleschini Barnaba il giudice del processo unico per i 4 imputati di omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Il giudice ha accolto l'istanza del pubblico ministero di riunione dei procedimenti avanzata nell'udienza del 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza, in cui era imputato il solo operatore della Sores Michele Nonino. Questa volta era il turno dei pompieri Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro. Faleschini Barnaba ha deciso di procedere lui con il processo unificato. In aula il procuratore Massimo Lia. Ho seguito il procedimento già dalla fase delle indagini preliminari, intendo seguirlo ovviamente anche nella fase dibattimentale insieme alla collega Puppa. I testimoni di cui è stata richiesta l'ammissione sono 77 tra quelli della procura e quelli delle parti. Il processo è basato su una mole di documenti corposa, ma sarà importante anche sentire il parere dei testimoni citati. Sarà un processo anche documentale, però c'è tutta la parte di ricostruzione di quello che è successo dal momento in cui i ragazzi si sono trovati nel fiume fino alle 14:10. Si tratta di dimostrare, di verificare di quanto noi siamo convinti, cioè che il modus agendi dei vigili è stato assolutamente conforme a quelli che sono i loro protocolli di intervento, alle direttive che hanno ricevuto, all'addestramento che hanno ricevuto. Complessivamente tra accusa e difesa ci sono indicati 77 testimoni, ma nessuno ha indicato nelle proprie liste testi le persone offese, che pertanto non saranno sentite in aula nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice è rinviato al 18 dicembre per la prossima udienza, in cui deciderà per la citazione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia regionale della Sanità. Aspettiamo quindi la decisione del giudice adesso sulla nostra istanza e siamo fiduciosi che ci autorizzerà alla citazione del Ministero dell'Interno e dell'ARCS che riteniamo debbano far parte del processo. Fin qui la tragedia del Natisone, l'avete sentito. I colleghi invece di Trieste, di Tele4, hanno fatto il punto su un altro caso su cui non c'è la parola fine, quello della morte di Liliana Resinovic. Sentiamo quali novità sono emerse proprio in queste ore. C'è certa gente, è tutto per depistare l'indagine numero 1, la vera, quella che sarà determinante. Questo sono tutte chiacchiere, ciance, bufale messe dentro da qualcuno, fatte mettere dentro da qualcuno per depistare soprattutto l'opinione pubblica.
Non usa giri di parole Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovic, è tornato a parlare con la nostra emittente dopo gli ultimi accadimenti, dal tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, che aveva dichiarato di poter essere stato lui a provocare la lesione alla vertebra T2 di Liliana mentre preparava il corpo alla prima autopsia, all'ex titolare della pizzeria Delfino, Alfonso Buonocore, che 2 sabati fa si era presentato a casa di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie, affermando che la 63enne di Via Verrocchio gli avrebbe chiesto 2 sacchi neri in una data imprecisata fra il 2019 e il 2020. Tutte bugie, afferma Sterpin, che insiste, macchinazioni per spostare altrove l'attenzione degli investigatori e dell'opinione pubblica. Questo è tutta una messa in scena. Queste sono delle messe in scena comandate dall'alto, secondo me. Questa è una bufala tremenda, questa dei sacchi. Chi se ne frega se Liliana 2 anni prima di morire andava a chiedere un sacco? Ma io non crederò mai più, perché con 50 centesimi, massimo €1, in qualsiasi supermercato ne compri 10. Infine Claudio Sterpin, convinto che Liliana non possa essersi suicidata, spera di ricevere risposte dalle analisi ancora in corso sui reperti del caso Resinovic. Ma io spero che emerga quella che può essere solo che la verità sulla morte di Liliana. Lei è stata uccisa, è abbastanza lampante. Io metto un poco in dubbio il fatto che sia stata uccisa addirittura il giorno 14 stesso, perché passano un sacco di tempo fino al 5 gennaio. 20 giorni andava in putrefazione, anche se fosse stata, come io ho pensato all'inizio, conservata in qualche posto fresco, freddo, non in una grotta del Carso, se la mangiavano le bestiuzze che girano di notte in tutte le grotte del Carso. I carabinieri, siamo a Mestre, hanno arrestato un uomo di 49 anni su provvedimento disposto dal GIP del Tribunale di Venezia. Si tratta di un aggravamento della precedente misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie per presunti maltrattamenti. La notte del 30 ottobre scorso la donna aveva chiesto l'intervento dei carabinieri riferendo delle continue violenze fisiche e verbali iniziate nel 2018 e consumate anche in presenza dei 2 figli minori. L'ultimo episodio, quello che ha portato all'arresto il 49enne, infatti avrebbe inviato messaggi intimidatori ai figli, contenenti anche minacce di morte rivolte alla moglie. Durante l'arresto i carabinieri hanno trovato in camera da letto dell'uomo un coltello a farfalla con inciso sul manico uno degli epiteti offensivi che, secondo quanto riferito dalla vittima, solitamente rivolgeva proprio alla moglie. È stato trasferito alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. E si è svolta la prima edizione del premio Giulia Cecchettin a Palazzo Ferrofini, sempre a Venezia. A vincerlo Sofia Baldin con una tesi partita dall'indagine delle esperienze dei familiari delle vittime di femminicidio. L'augurio di Gino Cecchettin, che non ci siano più tesi sui femminicidi, significherebbe che nessuna donna verrebbe più uccisa. La nostra battaglia dovrebbe finire quando non faremo più tesi sui femminicidi, questo volevo dire, perché significa che i femminicidi non esistono più, quindi è un punto d'arrivo ed è un auspicio al quale vorremmo arrivare e penso che il contributo di queste tesi possa aiutare tanto in questo percorso. Prima edizione del premio Giulia Cecchettin. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo Ferrofini alla presenza tra gli altri del presidente della Fondazione Gino Cecchettin, papà di Giulia. L'obiettivo è onorare la memoria di Giulia, aiutare le giovani generazioni nel loro impegno nel promuovere la cultura del rispetto e della non discriminazione e sostenere la ricerca accademica sensibilizzando verso il fenomeno della violenza di genere. Non so se sia solo quello che è accaduto a Giulia o comunque tutto il movimento e la sensibilizzazione che si sta portando avanti su quel tema. Io vorrei pensare che effettivamente tutti gli italiani abbiano a cuore la tematica della violenza di genere e si sia arrivati a questo punto proprio perché se ne parla, si sente che è arrivato il momento di fare qualcosa e quindi siamo qui per questo. Ogni anno si premiano le migliori tesi di laurea o di dottorato che trattino i temi del contrasto alla violenza sulle donne e alla disparità di genere nei diversi ambiti di intervento regionale, quali quelli culturale, sociale, lavorativo e della formazione scolastica. Sono 34 le tesi di laurea pervenute in questo bando.
Le tesi sono state tutte meritevoli. In ognuna di quelle tesi si possono trovare degli spunti interessantissimi. Per questo la commissione, composta interamente da dirigenti donne del Consiglio regionale, ha consegnato a ognuno un attestato di merito. La vincitrice del premio di 4.000 euro è Sofia Baldin per la tesi di laurea presso la Facoltà di Padova dal titolo Violenza contro le donne e forme di vittimizzazione, un'indagine qualitativa a partire dalle esperienze dei familiari delle vittime di femminicidio. Ho scritto questa tesi con il cuore, pensando soprattutto alla storia di Giulia, che è una storia che mi ha emozionata particolarmente, e ricordando in particolare tutte le storie di donne vittime di violenza che ho avuto modo di ascoltare durante la raccolta di testimonianze, perché ho potuto scrivere e ho voluto scrivere una tesi scientifica, quindi di ricerca, che è partita proprio dalla raccolta di testimonianze dei familiari di vittime di femminicidio italiane. È doveroso ricordare non solo Giulia, ma tutte le vittime di femminicidio e i loro familiari. Ne ho conosciuti tantissimi, un numero che non avrei mai immaginato, e io sono vicino a loro. Hanno meritato il secondo premio ex equo di 1.000 euro ciascuno Antonio Di Pietro, Alice Giorato ed Erika Zucchetti. Ci sono degli aggiornamenti sulla notizia con cui abbiamo aperto questa nostra prima edizione, la morte sul lavoro di un operaio a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. La vittima si chiamava Nicola Pagan, 58 anni, come diceva bene la collega Valentina Visentin, residente a Piove di Sacco. Il cantiere dove è avvenuto il crollo del terreno è stato sequestrato fino alla conclusione dei rilievi che sono condotti dai carabinieri. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo. Gli accertamenti sono condotti anche dallo Spisal dell'azienda ULS 6 Euganea. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano su questa tragedia sul lavoro. L'omicidio di via Castelmenardo a Treviso invece, con la morte del 22enne Francesco Favaretto, udienza preliminare, i 4 imputati giovanissimi sono stati rinviati a giudizio. In aula Ade e Ozuna, i 2 ragazzi che si trovano ancora in carcere per quel delitto, con la mamma di quest'ultimo che dice: mio figlio piange da quel giorno. Ade vuole invece la giustizia riparativa, un contatto umano con la madre della vittima, dice. Guardano verso i loro familiari, poi testa china, ascoltano quello che gli avvocati dicono in udienza preliminare. Sono Ade e Ozuna, i 2 ragazzi giovanissimi in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, colpito con calci e pugni e accoltellato a morte a scopo di rapina. Ed è quella la grave accusa a cui sono chiamati a rispondere loro ed una ragazza tra ore 20 anni. Il 4º imputato invece è un giovane moldavo accusato di rapina aggravata in concorso. Per lui è stato chiesto ed accolto, il reato è meno grave, il rito abbreviato. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio per omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata in concorso. Oltre ad aver picchiato e colpito con coltelli e pezzi di vetro la vittima, l'hanno anche rapinata dello zainetto e del cellulare. La mamma di Ozuna parla con noi, è disperata per quello che è accaduto. È molto dispiaciuto, anzi prega tutti i giorni per quello che è successo. Purtroppo è successa una tragedia di cui... è una tragedia e basta, è molto dispiaciuto. Quello che pensiamo tutti è che bisogna pagare per quello che è successo, però ognuno per quello che ha fatto. Piange, ci dice la mamma. Suo figlio che cosa le dice quando la vede? Mio figlio è molto dispiaciuto, piange, e poi è un bambino, è un ragazzo, poi ha 19 anni. E sta pregando tutti i giorni non solo per lui ma anche per Favaretto, così. Un sospiro e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima. L'udienza in Corte d'Assise è prevista per il 28 gennaio. Loro per ora rimangono in carcere. Per questo delitto, oltre ai 4 ragazzi maggiorenni, sono imputati anche altri 6 minorenni. Uno di loro è stato condannato ad 8 anni di carcere. Per gli altri 5, 4 si trovano in strutture di comunità. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza preliminare. E infatti oggi ci saranno ulteriori sviluppi su questo. Intanto lo avete sentito, rinviati a giudizio i 4 ragazzi maggiorenni, rigettata la richiesta degli avvocati di escludere l'aggravante dell'omicidio a scopo di rapina.
L'udienza è iniziata alle 10, a parlare gli avvocati difensori dei 4 ragazzi. 3 sono accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata, il quarto deve rispondere solo di quest'ultimo reato. Tutti rinviati a giudizio. Un omicidio avvenuto nel cuore di Treviso, in via Castelmenardo, il 12 dicembre 2024. La vittima, Francesco Favaretto, colpito ripetutamente, morì 11 giorni dopo la violenta aggressione all'ospedale di Treviso. Durante il dibattimento i legali hanno chiesto fosse esclusa l'aggravante. Abbiamo chiesto di escludere l'aggravante del nesso teleologico che lega il fatto di rapina all'omicidio, ritenendo sostanzialmente che non vi fosse una programmazione, una preordinazione nel commettere l'omicidio al fine di impossessarsi dello zaino e del cellulare del povero Favaretto. In particolare l'impossessamento di questi beni è pacificamente avvenuto per un'azione estemporanea di alcuni dei soggetti che erano presenti sulla scena del crimine. Il GUP di Treviso, Cristian Vettoruzzo, ha rigettato questa richiesta, quindi per i 3 per ora nessun rito abbreviato. Diversa la situazione del ragazzo macedone che risponde solo di rapina aggravata e che può accedere al rito alternativo che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Gli altri 3 rischiano l'ergastolo. La pena massima prevista per questo tipo di per l'omicidio così aggravato, chiaramente poi possono incidere anche altri fattori, le cosiddette circostanze attenuanti, l'incensuratezza, la giovane età e altri elementi che andremo a proporre davanti alla Corte d'Assise che ovviamente potrebbero abbassare quello che è il limite di pena previsto per questo reato. Ade, 19 anni, prima dell'udienza ha voluto parlare. Mi dispiace, ha detto davanti al GUP, non volevo finisse così. A parlare per Ozuna, 18 anni, il suo avvocato. Il mio assistito è sicuramente molto preoccupato per l'esito di questo processo. Parliamo di un soggetto comunque appena 18enne che affronta un processo per omicidio aggravato che va incontro al rischio di una pena edittale, di una pena massima dell'ergastolo, però è anche fiducioso del lavoro che stiamo svolgendo e sicuro di riuscire a provare quello che è stata la sua reale partecipazione a questo episodio. I legali hanno chiesto per i 2 giovani in carcere una misura alternativa. Abbiamo chiesto gli arresti domiciliari ritenendo che dopo un anno di massima misura cautelare gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico siano una misura sufficiente per impedire il rischio che si ripetano questi episodi, tenuto conto soprattutto del fatto che non c'è nessun tipo di aggregazione possibile come è successo durante questo episodio criminoso con altri soggetti e quindi il rischio di recidiva e che si ripeta un reato così grave è sicuramente ridotto. Il giudice su questo si è riservato. Un altro caso, un altro delitto, coinvolti anche in quell'occasione dei giovanissimi, parliamo del delitto di Castelfranco, a poche centinaia di metri dalla discoteca Baita al lago, lo ricorderete, disposti dalla procura nuovi accertamenti sui coltelli rinvenuti sul luogo del delitto, ucciso durante una rissa un 20enne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea. Teatro dell'omicidio avvenuto il 4 maggio scorso via Pagnano, una strada nei pressi del Playa Beach di Castelfranco. La vittima, Lorenzo Cristea, 20 anni di Trebaseleghe, raggiunta durante una rissa da 6 fendenti. In carcere per questo delitto Badr Rouagi, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Taha Bennani, 22 anni, dagli avvocati Fabio Targa e Paola Miotto. La procura nelle ultime ore ha disposto ulteriori accertamenti sui coltelli rinvenuti nel luogo della tragedia. 2 sono stati trovati ore dopo in un campo vicino e senza impugnatura. L'attenzione è invece rivolta ad un coltello ritrovato proprio lungo via Pagnana che potrebbe essere l'arma del delitto. I nuovi accertamenti dovranno determinare con esattezza eventuali tracce di DNA. Intanto rimangono a Santabona i 2 giovani di origine nordafricana accusati di omicidio volontario, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha indagato a piede libero per reato di rissa i 7 amici della vittima presenti quella notte. Un delitto che era stato ripreso con un cellulare da un testimone. Una rissa fra 2 nordafricani e gli amici di Cristea, nata per una lite avvenuta prima dentro il locale e poi terminata nel sangue lungo la strada. Cambiamo decisamente pagina, torniamo al cordoglio unanime del mondo dell'imprenditoria e della politica trevigiano e veneto per la morte di Nicola Tognana ieri per un malore improvviso nella sua abitazione di Treviso. 73 anni, sposato con Maria Paola, lascia 3 figli, presidente e amministratore delegato del noto gruppo industriale di famiglia, è stato presidente della Camera di Commercio di Treviso, quindi ai vertici delle associazioni industriali provinciali.
sociale, membro del direttivo di Confindustria Nazionale. I funerali saranno celebrati venerdì alle 11 in Duomo a Treviso. Prima di tornare nuovamente in pubblicità, una notizia che è arrivata da poco nelle redazioni. Un paziente veneto di 67 anni, Roberto, a quanto ci risulta residente in provincia di Padova, affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006. Dopo il primo diniego da parte della sua ASL ha attivato il percorso per poter procedere col suicidio assistito in Svizzera e ha ottenuto di potervi accedere. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, aggiungendo che Roberto però vorrebbe poter essere libero di porre fine alle proprie sofferenze in Italia, a casa sua. Per questo, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni, assistito dal team legale proprio dell'associazione Coscioni, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, ha chiesto e ottenuto una nuova rivalutazione del suo stato di salute ed è ora in attesa della relazione della ASL che indicherà se può accedere o meno al suicidio assistito in Italia, come previsto dalla sentenza Cappato della Corte Costituzionale. Quindi quest'uomo di 67 anni, padovano a quanto abbiamo appreso finora, ha avuto il via libera per il suicidio assistito in Svizzera, ma vorrebbe farlo appunto in Italia e ha attivato le procedure. Noi ci fermiamo adesso per qualche altro minuto, torneremo tra poco anche con i nostri ospiti. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Andiamo al tema del caporalato con una storia raccolta dal nostro Lucio Zanato a Fregona, in Borgo Luca. Il sindaco ha scoperto in una casa che risulterebbe chiusa da diversi anni almeno una decina di cittadini stranieri che la userebbero appunto come riparo, come casa, in condizioni estremamente precarie. Si sospetta appunto un caso di caporalato. Sindaco, ma qui potrebbe esserci un caso di caporalato? Ma ci sono indagini in corso, io non è competenza mia cercare queste cose qui. Certo che vanno, vengono, non si sa che orari, non si sa niente, partono il mattino alle 6, tornano a sera tardi, mi pare che qualche cosa forse ci sarà. Forse un caso di caporalato, di sicuro di lavoratori irregolari se non clandestini, dietro la presenza in questa casa fatiscente di un numero imprecisato di extracomunitari scoperto dal sindaco Giacomo De Luca dopo insistenti segnalazioni dei vicini. Siamo a Borgo Luca di Fregona, ai piedi del Cansiglio. Qui tutti si conoscono e conoscono bene le case dove non ci abita più nessuno da tempo. E qui da almeno 30 anni nessuno ci ha messo più piede fino a quando un'oriunda italiana ha acquistato l'immobile. La signora che ha fatto la richiesta alloggio ha scritto solo che lei era proprietaria, ma non mi ha detto come, cosa. Mi ha fatto la richiesta alloggio, non mi ha detto quanti ne venivano, chi non veniva, dopo che sono venuto, quanti ne venivano. E chi erano questi signori qua? Perché insomma, può portare in paese 7-8 persone senza che l'autorità pubblica lo sappia, perché sennò... Perché è stato personalmente il sindaco ad andare a vedere cosa stava capitando là dentro. Sono venuto a vedere dove dormivano, ho visto il posto e non mi va bene. Ma lei è venuto qui con i carabinieri? Anche ho chiamato i carabinieri perché questi signori qua non volevano farsi riconoscere. Dopo, quando sono arrivati i carabinieri, sono scappati. Che ci sia molto che non torna lo descrive il sindaco stesso. Non può essere con la bombola del gas fuori di casa che si salta a parare qualcosa, la luce deve essere a posto, il bagno deve essere a posto, il riscaldamento ci deve essere, è una cosa indegna. Una situazione che ricorda il caso di caporalato scoperto l'anno scorso in una casa fatiscente di Negrisi e di Ponte di Piave. Qui però si tratterebbe di lavoratori all'interno di un allevamento avicolo della zona. Quelli che lei ha trovato qui, che nazionalità erano? Sono di nazionalità marocchine, lavorano tutti per un'azienda, non so come, ma non è competenza mia, e non si sono fatti riconoscere, non hanno dato le carte d'identità né niente. Ma poi sempre gli stessi oppure a rotazione? Ma io ne ho visti 7-8 che giravano, da volta sono 5, di volta sono 6, di volta sono 10, non si sa. Numeri in una casa che può accogliere al massimo 4 persone, altro segnale sospetto di una situazione dove c'è stretto legame tra la proprietà dell'immobile e cooperativa che gestisce il lavoro sugli allevamenti. Per questo il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro per fare luce sull'intera vicenda. Intanto oggi ha provveduto a dare un freno a queste presenze irregolari. E non voglio che stiano qua. Ho mandato proprio oggi una lettera in cui dico che la richiesta di alloggio è inidonea, non va bene
e che faccia la nuova idea con tutti i carismi, e dopodiché appena facciamo la verifica gli dirò sempre di no, perché la cosa non è ammissibile che la gente alloggi in questo posto. Torniamo in studio, questa la vicenda l'avete sentito raccolta dal nostro Lucio Zanato. Apriamo ora una finestra sulla attività di una realtà sociale del Montebellunese, la cooperativa sociale Chiricù, che ospitiamo volentieri per parlare di un tema molto d'attualità naturalmente in quest'ultimo periodo, e cioè quello dell'educazione e della povertà educativa e come contrastarla. Abbiamo collegati in diretta, li saluto e li ringrazio, il presidente della cooperativa Mauro Gazzola, buongiorno. E Alberto, eccolo qua, e Alberto Battagin, che è responsabile invece della raccolta fondi che ha attivato la cooperativa Chiricù. Buongiorno anche a lei Alberto, ben trovati, eccoli qua. Partirei dal presidente per capire qual è l'attività che voi svolgete nel territorio in questo particolare ambito appunto educativo, perché a quanto pare c'è sempre più bisogno, no, presidente, di questi servizi nel nostro tessuto sociale. Assolutamente, intanto buongiorno a tutti. Allora, noi ci occupiamo di interventi educativi ormai da più di 15 anni nel territorio trevigiano, e è un tema che a noi sta molto a cuore. Accompagniamo bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie nei loro percorsi di vita quotidiana, in particolare nelle attività proprio di percorsi educativi specifici e personalizzati. Diciamo che il nostro collaboratore primario è l'ente pubblico, gli assistenti sociali dei comuni del Trevigiano, le aziende sanitarie. In particolare ultimamente stiamo offrendo anche una proposta direttamente rivolta a genitori, mamme, papà e ragazzi del territorio, perché le richieste stanno aumentando in maniera particolarmente vistosa. E esattamente, quali genere di bisogni, di emergenze, tra virgolette, incontrate? Beh, assolutamente. Allora, nella dimensione ampia sono bisogni educativi legati al rapporto genitori e figli, ma anche la difficoltà di accedere alle stesse opportunità per tutti i bambini, la difficoltà di avere anche per il proprio figlio un'occasione formativa, un'occasione anche di poter condividere un'esperienza di socializzazione con gli altri. Ultimamente anche si sta allargando molto il tema del ritiro sociale, sia in forma lieve sia in forma molto grave, quindi parliamo anche di adolescenti e giovani che vivono rinchiusi in casa sostanzialmente per diversi anni. Oppure un altro tema molto importante di cui ci stiamo occupando è la dispersione scolastica, quindi ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado che abbandonano la scuola per lungo tempo, parliamo anche di 6 mesi, un anno. E secondo lei, secondo voi che siete appunto specialisti di questo ambito del mestiere, da dove nasce questo disagio? Perché ci interroghiamo spesso anche noi cronisti, no? Che raccontiamo fatti di cronaca che coinvolgono ragazzi sempre più giovani ormai, dei bambini addirittura alle volte, chiamiamoli pure con il loro nome, e ci domandiamo davvero da dove nasca tutto questo disagio e questo scollamento da quelli che erano un po' i principi su cui si basava l'educazione fino a qualche tempo fa. Sì, beh, allora diciamo che una parte di questo disagio c'è sempre stato, semplicemente adesso sta emergendo in maniera vistosa. Perché? Perché aumentano le opportunità anche di richieste d'aiuto e di poter anche mettere in campo un progetto che sia efficace, da una parte. Dall'altra, effettivamente, la società cambia in maniera rapida. Diciamo che la nostra società, soprattutto occidentale, in quest'area di mondo è molto veloce, molto prestazionale. Diciamo che o tu hai tutte le carte in regola, quindi una famiglia che è presente, una rete attorno, un supporto anche e anche possibilità economiche, altrimenti facilmente entri in un campo del disagio e della precarietà. Diciamo che se noi prendiamo tutta la popolazione, no, dei nostri minori, effettivamente non siamo tutti sulla stessa barca. Quando cominciano alcune difficoltà dal punto di vista genitoriale, anche economico,
perdita del lavoro, situazioni di periferia, situazioni di marginalità, queste vanno a incrementare proprio le possibilità che ci sia dispersione, ritiro, devianza giovanile, aumentano molto, e questo è stato dimostrato. Un bambino che vive in una situazione di povertà economica ed educativa ha alte probabilità di avere un'adolescenza e poi una vita adulta molto più difficoltosa. Ecco, allora mi rivolgo ad Alberto Battagini in questo caso, proprio per sostenere queste vostre attività legate al contrasto alla povertà educativa avete creato un fondo. Spieghiamo di cosa si tratta. Grazie, sì, il Fondo per le emergenze educative è un'innovazione nostra, non abbiamo trovato azioni simili in altre parti d'Italia, sicuramente non in Veneto, ed è, io amo chiamarlo un contenitore di opportunità più che un salvadanaio, nel senso che all'interno del Fondo per le emergenze educative ci sono tutte delle opportunità che le famiglie che si trovano contemporaneamente in stato di povertà economica e povertà educativa vi possono accedere, e quindi poter essere accompagnati da educatori professionali come i miei colleghi qui in Chiricu. Tutto è partito da un dato che a noi ogni tanto scuote, perché stiamo parlando di 1.300.000 minori che vivono sotto la soglia di povertà assoluta in Italia. È una vera emergenza, anche per questo il fondo si chiama per le emergenze educative, perché è un problema che forse sta passando anche un po' sotto traccia, e abbiamo bisogno di dire che ci sono delle famiglie in difficoltà, che ci sono dei bambini che vivono delle situazioni comunque faticose in famiglia e nel loro contesto comunque di comunità anche più allargata, non solo quella familiare, ed è per questo che abbiamo attivato questo strumento al quale chiunque può contribuire, siano persone fisiche, privati, ma anche aziende che desiderano avere un impatto sul territorio, in particolare quello trevigiano e bellunese, che è il territorio dove operiamo principalmente, e anche eventualmente fondazioni o altri enti. Tutte queste risorse, una volta disponibili appunto all'interno di questo fondo, verranno destinate a queste famiglie che potranno fare richiesta anche in modo diretto a noi, ma il nostro obiettivo primario era quello di poter allargare la platea di bambini, famiglie che possono accedere a questo tipo di sostegno. Esatto, e in buona sostanza come si concretizza appunto questo sostegno? Ci saranno degli specialisti, degli educatori che seguiranno queste situazioni? Assolutamente sì, e noi metteremo a disposizione tutte le competenze degli educatori di Chiricu, ci sarà un team, una squadra di specialisti, quindi anche in altri campi, la psicomotricità, logopedia e altre azioni che possono servire per migliorare la qualità della vita dei bambini in famiglia e all'interno della loro comunità. L'obiettivo principale del fondo è quello appunto di favorire l'inclusione sociale di famiglie che molto spesso si trovano comunque ai margini della comunità, ridurre l'abbandono scolastico che citava anche prima il mio presidente Mauro, e quindi dare maggiore supporto a queste situazioni di fragilità. Esatto, che appunto come dicevamo sono purtroppo sempre più diffuse. Sente, adesso si avvicina a Natale, anche la vostra realtà magari propone proprio come regalo anche questo genere di impegno sociale? Sì, grazie. Abbiamo attivato anche quest'anno una campagna di raccolta fondi natalizia attraverso dei prodotti solidali. Possono essere i classici dolci natalizi, il panettone, il pandoro, la bottiglia di prosecco che non può mancare nel nostro territorio, ma anche dei libri educativi a tema educativo che possono essere sempre acquistati e vanno a sostenere il Fondo per le emergenze educative. Ovviamente sono ben accette anche le donazioni liberali normali che si possono fare anche durante l'anno, però appunto in questo periodo natalizio, se qualcuno ha piacere, può andare nel nostro sito, trova tutte le informazioni per poter sostenere in modo comunque con dei regali natalizi le famiglie appunto del nostro territorio che hanno bisogno di sostegno.
Grazie, infatti sono molte le realtà anche del sociale, no? Che in questo periodo giustamente suggeriscono un regalo che poi abbia anche una finalità solidale. Presidente Gazzola, un'ultima domanda. Qual è l'appello quindi sia a chi può donare che a chi può ricevere, di farsi avanti? L'appello è quello che non è mai troppo tardi per chiedere aiuto, innanzitutto. Le opportunità sono molte anche nel nostro territorio, fortunatamente, anche per creare percorsi che implementano proprio una qualità della vita per le famiglie del nostro territorio. L'altro appello che faccio è che noi da soli non ce la possiamo fare, ormai è evidente, abbiamo bisogno di poter collaborare con molte realtà sia del territorio associative ma anche istituzionali e anche singoli cittadini per migliorare proprio le relazioni e la socialità dei nostri territori a vantaggio di tutti, perché abitiamo tutti nello stesso ambiente di vita e perché abbiamo in mente un futuro migliore per noi e anche per i bambini della provincia di Treviso. Grazie allora al presidente di Chiricù Mauro Gazzola, grazie ad Alberto Battagin che si occupa in particolare della raccolta fondi della cooperativa, buon lavoro e naturalmente ci auguriamo anche noi che possano avere un buon esito le vostre attività e anche questa raccolta fondi. Grazie. Grazie. Arrivederci naturalmente alla prossima occasione. Allora noi andiamo avanti adesso con le immagini relative al nuovo reparto di radioterapia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che è stato inaugurato proprio in queste ultime ore nella nuova cittadella sanitaria, con 5 nuovi acceleratori da oltre €1 milione, l'1 equip d'eccellenza e tra l'altro pazienti che purtroppo sono sempre più giovani. 34.000, quasi 35.000 prestazioni all'anno, una radioterapia numero 1 direi a livello veneto, che grazie anche ai nuovi locali e alle tecnologie diamo sicurezza al paziente, meno dosi di radiazioni di raggi X e soprattutto comfort, che è quello che noi vogliamo perché significa umanizzazione. Si è concluso con 6 mesi di ritardo il trasferimento nella nuova radioterapia dell'ospedale Cafoncello nel nuovo edificio 29 della cittadella sanitaria, ma l'attesa è valsa la pena. 4 nuove macchine a pieno ritmo del valore di oltre €1 milione ognuna e una quinta se ne aggiungerà fra poco per 2.000 pazienti oncologici serviti ogni anno che non sottostanno nemmeno a liste d'attesa. Un fiore all'occhiello che il direttore ferrarese è felice di vedere finalmente a regime. Non abbiamo liste d'attesa, perché per esempio una delle mie indicazioni è che il paziente, qui spero non mi uccidano, ma anche se non ha l'impegnativa lo vediamo lo stesso, cioè l'impegnativa è un pezzo di carta, non è una cosa che, chiamiamola così, obbliga il paziente. Senza impegnativa non ti faccio niente. Se il paziente ha necessità, il paziente venga visto, non c'è niente da fare. Oltre alla tecnologia anche una sala d'aspetto con colori pastello e separé arborei, un acquario con pesci, salette riservate per i pazienti che si sottopongono alle cure e anche un po' di cielo sul soffitto per rinfrancare la vista e la fantasia durante gli esami, tutto per alleviare alle persone i momenti molto difficili che devono affrontare. Una squadra composta non solo dai medici e dagli infermieri, ma anche dai volontari che garantiscono continuità di orari e di assistenza. Un centro che si rende necessario per l'alta crescita dei tumori alla prostata negli uomini e alla mammella nella donna, ma soprattutto del colon retto, un dato che preoccupa molto. Questo è abbastanza preoccupante perché deriva da un nostro sistema di vita, quindi una vita sedentaria con un'alimentazione scarsa di fibre e ricca di proteine animali può dare un aumento dei tumori del retto. La buona notizia è che se presi in tempo questi sono tumori guaribili, ma l'età media si sta abbassando e questo è un altro fattore da considerare. L'età media diventa sempre più giovane, abbiamo pazienti di 18 anni con tumore del colon retto, che significa che bisogna stare attenti proprio da giovani nell'alimentazione e nel movimento. E rimaniamo nel filone sanitario perché da venerdì tutti i servizi sanitari nel Bellunese saranno implementati in vista dell'avvio della stagione invernale, mentre un esercito di professionisti, mezzi e strutture è pronto naturalmente a scendere in campo per l'evento olimpico.
Una stagione invernale speciale per la straordinarietà dell'evento olimpico. La sanità bellunese è pronta ai blocchi di partenza per affrontare al meglio delle sue possibilità il rush verso Milano-Cortina 2026. Quest'anno 2 percorsi paralleli, uno classico e l'altro olimpico. È proprio così, uno classico, quello che praticamente facciamo ogni anno, aggiungendoci sempre qualcosa in più. Faccio ricordare per esempio l'ampliamento delle attività dell'elisoccorso, che l'anno scorso si è limitata in un mese, 20 dicembre e 20 gennaio, e quest'anno invece sarà presente Falco 2 dal 5 dicembre fino a fine marzo, quindi una presenza importante. L'altro percorso è quello appunto olimpico, che si affianca al percorso classico e che ci vede impegnati proprio principalmente per l'assistenza durante le gare. Soccorsi classici e soccorsi in pista garantiti in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Soccorso Alpino. Quanto all'impegno olimpico, task force di personale, strutture e mezzi, focus sul Codivilla Policlinico Olimpico, eredità fra le più importanti nel post giochi invernali. E sarà un ospedale con 86 posti letto, questo prevede la programmazione, 20 posti letto sono di area medica, con dei posti dedicati alla sindrome chimica multipla, al piede diabetico, con posti dedicati alla cardiologia, alla pneumologia. Poi avremo 46 posti di chirurgia, dei quali appunto in parte dei surgery, in parte ortopedia e traumatologia, e poi 20 posti di area riabilitativa. I test sull'organizzazione sanitaria eseguiti a novembre hanno già dato risultati soddisfacenti. Durante il mese di novembre abbiamo approfittato delle prove che le varie squadre di bob, slittino e skeleton hanno fatto sulla pista da bob, e quindi siamo stati presenti per appunto dare assistenza sanitaria, e quindi è stato veramente un test di prova veramente importante. Intanto dal 15 al 18 dicembre ci sarà un'ulteriore possibilità di verificare la macchina sanitaria in Val di Zoldo, sulle cui piste si svolgeranno le Universiadi con la partecipazione di 400 atleti da tutta Europa. Prima di chiudere voglio ricordare che oggi è tra l'altro la giornata internazionale delle persone con disabilità. Naturalmente anche di questo tema ci occuperemo nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Io ringrazio, ma tanto ci faranno compagnia anche nell'ora seguente, in regia i nostri Alberto Pivetta e Antonio Pol. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo e che poi torneremo in diretta con l'approfondimento sui temi sindacali dedicato alla CGIL. Naturalmente sapete che a seguire ci sarà Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e dalle 16:20 il film Amore a discesa libera, un film, una pellicola sentimentale. Adesso le previsioni del tempo, a tra poco.